Bentornati al Minuto Politico, naturalmente in compagnia del nostro ospite di consuetudine, l'assessore Ciano Contin. Ciao persone! Sì, e naturalmente della nostra bellissima Elsa Faggin, la nostra balletta. Sono io. Sì. Buonasera a tutti, era il mio turno, ho salutato. Molto bene. E Patrimonio adesso dell'UNESCO, da quanto bella che sia la valletta, fa complimenti. del fai. Sì, del fai fai. schifo. Per piacere, non sia offensiva nei confronti, anche perché le devo. adesso. Non le ha fatto un complimento. E comunque, Ma mi ha fatto da ridere. assessore, abbia pazienza, perché io le devo un po' tirare le orecchie. Perché i nostri telespettatori ci scrivono che sono un po' dispiaciuti del fatto che noi il minuto politico e poi alla fine non parliamo mai di politica. Infatti. Perché lei risponde alle sue domande, ma in qualche modo arriva su Arzigogolo arriva su altri discorsi e noi abbiamo necessità invece di parlare di politica. Esatto. Pertanto, Elsa, qual è la prossima domanda? Allora, la domanda che ci pone da casa un ascoltatore proprio inviperito nei suoi confronti, ci scrive Ricky da Monte Carlo. Ricky da Ma qua cos'è? Ricky da Monte Sì, Carlo. ma qua si piende Ricky a Monte Carlo. Non lo so, uno dei Ricky di Ma per piacere, Ricky da Monte Carlo ci scrive uno questo. dei tanti Uno dei Ricky che tanti. ci sono Vabbè, a uno Monte dei tanti Carlo. Ricky di Monte Carlo. Signor Prego. Ricky da Monte Carlo, Cosa ci scrive? non so quale, ripeto, ci chiede: Assessore, la smetta di parlare di politica e ci faccia ridere. Dai. Ma se abbiamo appena detto il contrario, lei deve fare filtro con le domande. C'è gente che vuole sapere Ci qualcosa di hanno politica. scritto questo Ricky da Monte E ora Carlo. rispondo volentieri a Ricky di Monte Carlo ricordando il nostro progetto che si chiama Mattino Teridi. È il progetto con cui il nostro comune praticamente ogni mattina manda sui smartphone dei nostri cittadini una barzelletta, una Un buiada. gioco di parole in mattino teridi. Ma Mattino Teridi, va, che incredibile, seria al incredibile. Che è una domanda ma anche una considerazione. Non c'ero arrivato, non c'ero arrivato. Ma vedo che non sei tanto sveglio. No? Allora, ti faccio un esempio con la barzelletta che manderemo domani Sì, mattina ci faccia. ai nostri cittadini. Sento qualche differenza tra uno fiatino imbriaco e uno che ha freddo a testa? No. Nessuna, perché tutti e due in cerca di un baretto. Sempre capire. Sì, carina proprio. Il baretto, no. Sì, è un baretto, però noi abbiamo Però terminato. se uno poi va in baretto se lo toglie, che ha caldo dentro. Sì, certo, senz'altro. È solo per precisare. Sì, a e caldo. comunque noi abbiamo terminato anche per oggi il No, tempo a disposizione. aspetta, velocissimo per piacere, che ne assessore. vuoi un'altra, Veloce. Mi fa già ridere. Senti cosa che dice un pesce che è molto elegante, che sta a stare insieme agli altri, molto disponibile. No. Sono onorata. Onorata. Che il pesce sia Onorata. Sì, del perché è pesce. molto gentile, È allora molto dice gentile, mi è un sono piacere onorata. per me Onorata. essere qui. E infine l'ultima che manderemo qua a fine aprile, però non volevo tanto svelarla, ma lei mi obbliga a raccontare. Sì, guardi, questo. insisto. vedo, Sì. queste Sì, però si calmi che adesso la racconta. Senz'altro. Sento perché San Marco a fine aprile si piende i matomi? No. Perché casca il 25 aprile. E cascano il 25 aprile. E ora dopo che hai i matomi, io dico via. Che l'hai cascato? Appuntamento alla prossima puntata del Minuto Politico. Senz'altro. Mi puoi spiegare questa assessore? Non devi capire. No. Strano. Ho riso perché ho fatto che la gente dopo a casa si pensa che Sì, sembra più intelligente se ride, certo. si pensa che dopo non capisce.